Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Siamo al centro Scania. Qua ragazzi, questo per il nostro livello è il migliore. Prezzo di listino 150.000 euro, 420 cavalli. Questo è il nostro primo camion ragazzi. Vediamo un attimo, personalizzazione e configurazione, vediamo cosa puoi fare. Cabina. Guarda che bello. Pieno di roba, fiori. C'è anche il colore. Allora, visto che voglio dare alla nostra compagnia a tutti lo stesso colore, perché chiaramente ragazzi la Veneziani Trasporti si deve far riconoscere in tutto il mondo, scegliamo i colori di Venezia. Però verde non mi piace, nero non c'è. Andiamo sull'arancio intanto. Non è un arancio spettacolare, però dai, meglio di niente. Cos'è questo? No, che figata. E qua? Guarda quante robe possiamo mettere. Vabbè, insomma, per il momento teniamo il colore e basta, poi con calma decidiamo cosa fare. Ok. Acquista. Ale. Bella, cosa succede adesso? Beh, bello il nostro garage, figo. Il nostro primo camioncino. Papà, guarda che figo. La Veneziani Trasporti è ufficialmente aperta ragazzi. Ok, quindi siamo a Verona, non l'avevo fatto a Verona io Infatti, a Verona c'è il My Garage, eccolo qua, perfetto. Che figo, ciao ragazzi, bellissimo. Adesso dobbiamo capire le offerte di lavoro. Lavoro autonomo. Ciao raga, che figata. Questa sì che è una figata ragazzi. Allora, voglio debuttare insomma con un viaggio non troppo lungo, dai. Consegna stabilita tra domenica 18 e lunedì, bellissimo. Ciao, no, mi stai troppo gasando. Ma ce n'è una in Italia magari? Una da Verona ce l'ho. Bella. Perché così, se no non voglio farmi viaggi a vuoto. Verona Berlino, Verona Lille, Verona Hannover. Boh, tutte lunghe, cazzo. La più vicina è a Berlino. Va bene ragazzi, partiamo con Verona, Italia, Berlin, Deutschland. Vai raga, siamo qua in manovra. Sabbia da Verona a Berlino. Ok.
E andiamo ragazzi, primo viaggio con il nostro camioncino della Veneziani Trasporti. Andiamo. Dobbiamo stare ben attenti, Anche se i cazzeggi del Comenda sono sempre all'ordine del giorno, lo sappiamo, quindi. Ok. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Il nostro garage a Verona, purtroppo non c'è Venezia. Comunque ragazzi, domani Assassin's Creed e si gode. Assassin's Creed 3, non vedo l'ora. Devo ancora andare a Berlino. Ok. Qua dritti. Dai, passaggio col rosso. Ma vai a fare in culo allora, dai. No, questa non ci sta proprio. Va a cagare, va. Stronzo di merda. Adesso piove anche. Salutiamo Verona. Ma dai, ma non mi può dare proprio una vergogna. Una vergogna. Oh, cos'è qua? Frena. Beep. Arrivederci. Guarda come piove, zottita, ma ok. Vediamo il mio camioncino da fuori, che bello. Me lo godo troppo il mio camioncino. Non è neanche un viaggio corto, ragazzi, Se appena posso devo anche dormire. Sei molto stanco già. Ho il paio. Mamma mia. Tic tac, tic tac, tic tac. Ok, siamo in autostrada. Voi camioncino, voi! È il mio camioncino sexy, camioncino sexy. Devo dormire e poi capire. Facciamo di farcela, cazzo. Non voglio toppare il mio primo viaggio. Perché me lo godo questo camion, me lo godo alla grande. Come colore vediamo, intanto ho scelto l'arancio, ragazzi. Poi vediamo, insomma, se troviamo qualcosa di meglio. Perché il bianco così non era male, però boh, vediamo, sei molto stanco. Oddio! Ah! Devo trovare assolutamente un parcheggio. Alla ricerca del parcheggio perduto. Però bellissimo, sto andando a prendere il rimorchio, le cose, in base alla città dove sono. Madonna, che botto andavo. Perché voglio cercare di fare il meno possibile i viaggi a vuoto. Qua piova veramente è durissima, Facciamo anche coda, chiaramente. In Italia sempre coda fanno in Italia, porca troia.
Devo dormire, devo dormire. Occhio. Bravo Comendone. Guarda com'è che avviene? Limite 100 di 100. Non capivo che sono stanco, tita morti. Perché già piove, sono anche stanco. Non so se la stanchezza va anche a limitare le capacità di guida, però questa curva non mi riesco di sorpassare. Ma non ho un Cristo santo di parcheggio. Guarda com'è che piove. Mai vista così tanta pioggia? È possibile che non trovo un'area di sosta? Cazzo, un'area di sosta di merda. Occhio. Occhio Comendone. Bravo Comendone. Oh, lo so che sono stanco, basta. Le proiezioni da domenica alle 23:51, anche se mi riposo sono tranquillo. Però voglio riposarmi perché non voglio rischiare di fare incidenti col camion nuovo, cazzo. Potevo riposarmi a Verona, che ero convinto di trovare un qualcosa vicino. Cos'è? Un tuono che sbola. Sì, ma ragazzi, ma guarda che temporale. Ma un'area di sosta. Oh, voglio un'area di sosta, minghione. Ah, minghione. Non vedo l'ora di assumere anche i primi dipendenti, cazzo. Qua ragazzi non si trova un'area di sosta. Oh madonna del signore. Oh, ma proprio in Italia l'area di sosta, niente. Ah, Dio mio. Dai, oh, eccola qua, perfetto. Perfectus. Il pieno non serve. Adesso devo pagarmi tutto, ragazzi, eh? Ah, stupendo, che gioco, raga, che gioco! No, bellissimo la multa perché dovevo dormire, beh, cagare, va. Dove va il parcheggio? Ah là. Mi cazzo di qua. Era un attimo storto, vaffanbrodo. Dormimo. Ok. Adesso vediamo, io devo arrivare a Berlino almeno lunedì alle 16, dalle 16:14 alle 20. Che sbaglio. Vabbè, insomma, salvo rincoglionimenti, insomma, gaffasso sicuro. Ok.
La proiezione di lunedì, arrivo alla grandissima. Allora, potevo fermarmi anche di là, che pippotto che sono. Se andiamo avanti ancora un 5 minuti, anche qualcosa meno, e poi stacchiamo, riprendiamo. Se no facciamo un video di 2000 ore. E la Veneziani Trasporti c'è. Dall'Italia passiamo all'Austria. Ciao ciao Italia. Ragazzi, abbiamo lasciato l'Austria e siamo in Deutschland. Ormai è sera, sono le 21:47. Mancano 634 km. Bene, mi sembra di essere su Flight Simulator. Ragazzi, ultime 2 tappe di Flight Simulator. Adesso la penultima, vediamo se farà solo colpiata così. E l'ultima però festone, Quindi sull'ultima mettiamoci d'accordo. Insomma, cerchiamo di farle tutte insieme. Io però, chiaramente i miei orari sono un po' così, quindi posso farla anche a mezzanotte, l'una. Io capisco che voi scuola, roba, può essere un problema, però è difficile che ho il pomeriggio o prima serata, perché o sono via o lavoro. Comunque vediamo, insomma, dai, ci mettiamo d'accordo su Facebook o su qua sul tubo e decidiamo qualcosa. Ma ragazzi, ormai ci siamo, 78 km all'arrivo, è notte, 4:30. Viaggio regolare, purtroppo un piccolo incidente, ho fatto un 2% di danni al camion. La verità, quando non registro, quando Flaps è chiuso, danni o al rimorchio o al camion, va bene, insomma. Comunque d'altronde finché non mi compro il volante con la tastiera è veramente dura, ragazzi, cioè duro. Col joystick è ancora peggio, proprio col joystick c'è un incidente al secondo, con la tastiera è un po' meglio, però ho bisogno del volante. C'ho il G27, è bellissimo, però spendere 290 euro per un volante, quello che è, insomma, è un po' eccessivo, ecco. Purtroppo non sono ancora Bill Gates, il grande Bill Gates, perché non si chiama Bill Gates ma Bill Gates. Ai ai ai, un po' di mal di schiena anche, che vezzotto che so. Ecco, leviamo qua gli abbaglianti. Devo ancora andare a Berlino, sarà grandissima a Berlino. Voglio lo stadio, voglio l'Olympia Stadion di Berlino, fieri. Tra poco l'alba tedesca, ragazzi. 42 km all'arrivo, Roger. Ah, quanto mi manca già il giro del mondo, mancano ancora 2 tappe, 33 km. Andiamo di manovra, quindi manovra comediana. Io ho bisogno di esperienza. Comunque i livelli mi pare siano 150, ragazzi. Cioè siamo a livello 12 e ce ne mancano ancora. Cioè vabbè, lasciamo perdere. Cioè 150 livelli. Spero non sia una bufala, però sono veramente tanti, cioè, boh. Oh, vedo già. Oh, che siamo ormai. Ma non è dentro Berlino, però. Non è proprio Berlino Center. Non può essere così piccola. 8. Ok. Deutschland. Allora, il primo sole tedesco. Berlin, eccola qua. Siamo a Berlino, la la. Ah. Berlin, oh. Città a noi italiani molto molto cara.
Berlino esplorata. Dai, vai, vecchio mio. Arrivati. Freno! Scusate, momento di pazzia comediana. Già stanco, te che sboccio, oh, madonna. Che pippa obesa che sei, muovite, dai. Ok. Siamo arrivati, la 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 la. Siamo arrivati, la 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 la. Siamo arrivati. Il nostro primo viaggio è andato alla grande. Vai. Ok. Cerchiamo di non metterci 62 ore magari. Madonna. Che comenda rincoglionito, ok. Ok. Sì, 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 fanculo, fanculo. Ok. Sì, 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 sì. Ma che do coglioni. Ok. Vai. Ma che do coglioni. Madonna che nervi. Ok. Un po' di qua. Ancora un pochino. Dai che poi ci siamo. Ok. Ok. Ottimo lavoro, sono un figo. Ah, livello 11 siamo ancora. Ok raga, il primo viaggio con la mia azienda è andato. Quindi teoricamente io rimango a Berlino adesso. Vediamo un attimo. Eh sì, bella. Stupendo. Buono raga. Perfetto. Danneggiamento 2%. E vai. Ragazzi, prossima tappa, vediamo di arrivare in Italia, così vediamo anche, vorrei far vedere Milano, che si vede San Siro, è una figata. Ragazzi, un saluto dal comandone. Ciao! Viva, viva, viva il camioncino!